La casa in cui vive Samira insieme al marito e la figlia è quella laggiù, è stata vista qui l'ultima volta il 21 di ottobre, poi più nulla, il suo cellulare ora risulta staccato ma aggancia una cella che comprende tutti questi campi e qui si sono concentrate le ricerche dei carabinieri. Il RIS di Parma hanno scavato a lungo nelle vicinanze della casa e in tutta l'area a ridosso del fiume Gorzone a Stanghella, ma di Samira e Lattar nessuna traccia. L'ultimo giorno in cui è stata vista aveva accompagnato la figlia di 4 anni all'asilo, poi aveva parlato con la vicina di casa che le doveva dare alcune borse di vestiti per la piccola. Il marito Mohamed ha denunciato la scomparsa il giorno seguente pensando che la donna si fosse fermata al lavoro, un lavoro che aveva trovato da poco ma di cui non sa nulla. Tranquilla, sì, tranquilla, brava, sempre andare avanti, bene, sempre tutti bene. Ma i carabinieri hanno detto che c'era del sangue qui fuori. Sangue, vieni qua, Sì. sangue del gallo, Sì. del gallo, sangue, Ah, ok. sì. Cercato la macchina, aspetta, carabinieri, cercato la macchina, io ho detto prima, caproni. Una versione che combacia. Le tracce di sangue rilevate dal luminol in giardino sembrano essere quelle degli animali sgozzati dal marito nei giorni antecedenti la scomparsa di Samira. La cugina Fatima, che la conosce bene, dice che mai avrebbe lasciato sola la figlia. Non ha nessun tipo di problema che la lascia andarsene senza pensare alla bambina e senza che lascia la bambina che tra l'altro sta anche male, quindi è impossibile che se ne vada così da nulla. Può darsi che quel lavoro che l'hanno chiamata o qualcosa che non è chiaro, o che sia successo qualcosa o che è intrappolata da qualche parte. Sul fronte delle indagini non si esclude nessuna ipotesi, dall'allontanamento volontario al suicidio. La procura ha aperto anche un fascicolo per sequestro di persona. La zona dove vive Samira è isolata. Forse la donna potrebbe essere uscita nuovamente dopo aver salutato la vicina. La sua bicicletta bianca non si trova e il cellulare, dopo aver squillato a vuoto per 24 ore, si è spento. Il marito quel giorno era al lavoro in un capannone della zona. Ora, disperato, attende notizie. Io mi piace la moglie, mi piace la bambina, come fai la bambina?